La ricchezza d'acqua costituì sicuramente un elemento di attrazione per gli antichi popoli. Dopo i Romani fu la volta dei Longobardi, la cui presenza in questi luoghi nel VII secolo è sicura. Una certezza che viene dal ritrovamento di alcune tombe longobarde avvenuto proprio qui nel 1911 durante i lavori di scavo per la costruzione di questa strada. Questa è la strada che collega due ville a Montecchio Precalcino. Il ritrovamento di questa necropoli è stato un fatto estremamente importante perché ha messo in luce reperti di vario genere, tra cui armi in ferro, fibule in bronzo e una piccola croce d'oro del VII secolo, tutti reperti che oggi sono conservati al Museo di Vicenza. Recentemente in quest'area, durante i lavori di scavo per la costruzione di alcuni edifici, sono state rinvenute altre tombe che fanno ritenere Due Ville un centro longobardo di notevole importanza. Il ritrovamento di questi scheletri, posti tutti ordinatamente uno accanto all'altro, rappresenta una scoperta di grande interesse che dovrà essere completata da ulteriori indagini. L'altezza degli inumati e la conformazione del loro cranio confermerebbero già a un primo esame antropologico l'origine longobarda di queste genti. Anche la forma delle fosse e il modo con cui i cadaveri sono stati deposti non lascerebbero dubbi che si tratti di tombe risalenti al VII secolo, periodo in cui è sicura la presenza dei Longobardi nella pianura veneta. Le operazioni di scavo vengono effettuate con molta cautela, in modo da isolare gli scheletri dalla terra che li ricopre, senza frantumarne le ossa che il tempo ha reso fragilissime. La perizia tecnica degli archeologi consente di far emergere piano piano dal terreno la struttura completa degli inumati. Non è raro scoprire, come in questo caso, sepolture in cui il corpo di un bambino è posto sopra quello di un adulto. Questi ritrovamenti confermano l'importanza del territorio di Due Ville al tempo dei Longobardi, tanto da far ritenere questo uno dei loro insediamenti più importanti. Una rigorosa documentazione del sito archeologico che raccoglie i rilievi effettuati durante le operazioni di scavo permetterà di approfondire l'indagine sui reperti, gettando nuova luce su una civiltà per molti versi ancora misteriosa. Ma di tombe longobarde è da molto tempo che si parla a Due Ville. Già agli inizi dell'Ottocento, uno storico riporta una testimonianza che racconta la scoperta, nel 1780, poco distante da qui, nei pressi di un'abbazia benedettina, di simili tombe longobarde. Allora, scavando un terreno, furono trovati 7 o 8 scheletri che testualmente vengono descritti, scheletri dalle lunghe ossa poco distanti l'uno dall'altro.